come mai le elezioni sono andate male per voi, non ce l'avete fatta? Credo che abbia pesato in maniera massiccia il vento nazionale che spirava. D'altra parte il nostro risultato negativo è associabile ai risultati negativi di oltre 95 comuni della provincia di Treviso, per cui diciamo non è che siamo un caso isolato. Noi magari non siamo riusciti a ribaltare un risultato, questo sì è vero. Credo che però abbiamo condotto una campagna elettorale molto pragmatica, molto decisa e propositiva. Evidentemente non è stato sufficiente, il vento nazionale era troppo forte per poter pensare di fermarlo con le mani. Quindi lei adesso dal banco dell'opposizione farà il consigliere comunale a tutti gli effetti. Sì, certamente voglio comunque tenere fede all'incarico che mi è stato assegnato dagli elettori e quindi di rimanere minoranza propositiva e senza avere preconcetti, ma facendo delle proposte costruttive.